presentarmi. Ecco, qualcuno mi conosce, qualcuno è stato mio allievo perfino anni fa, ma la maggior parte no. Ecco. Come vedete, ecco, ho studiato alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Torino, dal 69 in avanti, potete dedurre la mia età, quindi vado del 50. E ecco, poi nel 76 sono andato a Londra, ecco, dove ho frequentato un corso biennale, ecco, in antropologia sociale, un po' simile alle nostre magistrali di oggi, e poi ho continuato con un dottorato, ecco. E come potete vedere la tesi era basata su un periodo molto esteso, circa 30 mesi, ecco, di ricerca sul terreno condotta nelle Alpi, diciamo Alpi italiane, più precisamente, come vedremo, in una località Valzer. E molto brevemente poi, dal 1900, ecco, poi quando stavo completando la mia tesi di dottorato, ho ricevuto un invito, poi vedremo magari anche perché, come visiting scholar al Cambridge Group for the History Population. Qualcuno lo conoscerà, qualcuno no, ma in quegli anni era un gruppo abbastanza mitico, direi, ecco, per chi si occupava di demografia storica, storia della famiglia e così via. E ho passato praticamente una gran parte degli anni 80, principalmente a Cambridge oppure in area alpina, ecco, diciamo commuting, ecco. E ho lavorato su un libro di cui diremo. Poi la cosa curiosa è che nel 1989 invece sono passato a Firenze, dove per 6 anni mi sono occupato principalmente di storia dell'infanzia, ma in particolare ho coordinato un progetto sul declino della mortalità infantile in Europa dal 1750 alla fine degli anni, insomma, 1990. Poi molto, come dire, imprevistamente ho vinto un concorso all'Università di Torino, avevo quasi abbandonato l'antropologia, insomma, non proprio, ma ho vinto un concorso e quindi sono passato all'Università di Torino come professore associato di antropologia sociale, poi ordinario e al momento, vista l'età, eccetera, comunque sono professore emerito. Ecco, una cosa da segnalare è che durante il mio periodo torinese, dal 2009 al 2012, sono stato designato, ecco, dal Ministero dell'Ambiente, ecco, che è responsabile per questa attività, come presidente del gruppo di lavoro delle Demography and Occupation della Convenzione delle Alpi. Molti sanno che cos'è la Convenzione delle Alpi, per chi non lo sapesse, questo sarebbe un trattato tecnicamente, una specie di, insomma, ecco, di comunità alpina, ecco, se vogliamo, di cui fanno parte penso, quelli che sono gli 8 stati alpini, ecco, compreso anche il Principato di Monaco, ma sostanzialmente 7, e in partnership con l'Unione Europea. Dico questo perché ha una rilevanza, ecco, su quello che vado a dire. Quindi mi sono autopresentato e, ecco, come dicevo appunto, nel 2009 sono stato nominato presidente di questo gruppo di lavoro, e il nostro compito era quello di preparare un corposo, ecco, veniva chiamato tecnicamente un preliminary paper, che doveva servire da base per la redazione poi di quello che loro chiamano rapporto sullo stato delle Alpi. Ecco, il quinto volume, il quinto rapporto era appunto sulla demografia alpina. Infatti vedete che nel 2015 poi è stato pubblicato questo volume e si basava su questo lavoro preliminare. Ecco, io volevo iniziare di fatto questa presentazione con una citazione dalla pagina 3 di questo rapporto mai pubblicato, quindi unpublished, che forniva delle definizioni ufficiali, ecco, per questo che lo cito. Ecco, vedete, questo è l'originale inglese, e comunque si diceva, ecco, si parlava di demography, e si diceva, nelle Alpi le tendenze demografiche legate a
fattori geografici ed economici, ecco, come dire, si intersecano o sono intersecate, ecco, da una pronunciata diversità culturale barra etnica, chiaramente segnalata dalla mappa, dalla cartina dei gruppi linguistici che si ritrovano nel perimetro, diciamo, del territorio della Convenzione Alpina. Ci andremo subito alla mappa, leggiamo ancora, ecco, possiamo anche vederla subito e poi ci torniamo. Ecco qua, questa è una mappa, una cartina preparata da EURAC, che è questo istituto di ricerca che è basato a Bolzano, che lavorava in partnership con la Convenzione delle Alpi. Quindi questa, diciamo, è una carta ufficiale, ecco, preferito partire. Ma la possiamo magari, ecco, potete vederla da voi, un po' si autospiega, ma magari non del tutto. Torniamo un attimo alla precedente slide. Ecco, vedete, ecco, come abbiamo appena visto, magari ci ritorniamo, ecco, e qui riprendo, queste sono parole ufficiali, ecco, quindi ecco, la diversità è resa visibile sia a macro scala, ecco, dall'esistenza si parlava in quel rapporto di 4 lingue ufficiali, che sono evidentemente il francese, che vediamo anche, francese, poi vedete l'italiano in grigio, poi il tedesco e lo sloveno. Ci fermiamo qua un momento, poi ci torniamo. Ecco. E poi è visibile anche a scala micro dalla presenza, ecco, e si diceva specialmente nelle Alpi meridionali, quindi sul versante meridionale, di un numero, insomma, di un grosso numero di minoranze linguistiche. Parola ufficiale, io ho semplicemente aggiunto il grassetto, il bold. Ecco. Come alcuni esperti hanno sostenuto, ecco, le Alpi possono essere viste come un laboratorio antropologico. Questa è una cosa che ho messo io, ecco, se vogliamo qualcuno lo riconoscerà. Ecco, attenzione, un laboratorio antropologico in cui popolazioni linguisticamente e culturalmente diverse sono chiamate a fronteggiare delle sfide che sono in gran parte simili in uno spazio transazionale che ha degli aspetti di unicità, unique. E poi si diceva ancora, non ci sono dubbi d'altra parte, che le tendenze demografiche saranno influenzate appunto dalle specificità culturali di questi gruppi e dall'altro, ecco, non ci sono dubbi che la viability, ecco, diciamo, le capacità di sopravvivenza, ecco, non saprei come dire, o anche, ecco, la stessa sopravvivenza, ecco, di vitalità, o addirittura la sopravvivenza delle minoranze linguistiche dipenderanno anche dal funzionamento di delicati processi demografici. Queste erano le parole sostanzialmente tratte dalle pagine iniziali. Ecco, possiamo magari vedere insieme, perché abbiamo un puntatore, ecco, però ecco, noi siamo qua, evidentemente, quindi vedete che c'è una sovrapposizione, ecco, di franco-provenzale sulla lingua italiana. Ecco, questi puntini che vedete sono le colonie valser, no? Vediamo, qualcuno sa chi sono, in italiano diciamo valser, valser, ecco, se volete in tedesco, ma insomma, e più o meno, ecco qui, difficile, c'è anche questa località Alagna Valsese, in tedesco Localitzland, che dove io, diciamo, è stato un po' il punto focale per la mia ricerca di dottorato. Possiamo cominciare a vedere che, come vedremo, di località che parlano questi dialetti, queste sono le cosiddette colonie valse piemontesi, no? Ecco, ci sono però, come vedremo, ce ne sono tante in realtà di colonie valse. Possiamo notare fin d'ora che quelle transalpine non sono invece indicate dalla carta ufficiale delle minoranze alpine come minoranze. Quindi cosa vuol dire essere minoranze? E poi vedete appunto abbiamo i cimbri,
abbiamo Mokeni, ecco, Mokeni che vengono ecco, la Valle del Fersina, quindi sono minoranze di lingua tedesca delle Alpi orientali, Alpi orientali italiane. Ecco, possiamo già notare che di fatto quasi tutte, non tutte, ma quasi tutte le minoranze linguistiche sono tali e sono localizzate a sud, quindi nelle Alpi italiane, non è una cosa così banale. Ecco, quindi qui, ecco, rivediamo un poco, quindi diciamo, ci sono 4 lingue ufficiali, o forse 5, principalmente il caso del Romansh, diciamo quindi che è la quinta lingua ufficiale della Svizzera, ma altre lingue potrebbero anche negoziare, ecco, diciamo, per usare con negoziazione una loro ufficialità, quindi sono grandi, ma 4. E poi, seconda cosa è che ecco, ci sono un ampio numero di minoranze linguistiche che si trovano specialmente, prevalentemente, ma ecco, attenzione, ecco, quando si parla di minoranze linguistiche sovente si pensa a delle isole linguistiche, ma non sono tutte isole linguistiche. Io ho avuto, diciamo, l'avventura di, come dire, conoscere il primo incontro ecco, con le minoranze linguistiche è stata ad Alagna, che appunto è un'isola, ma il caso per esempio del Sud Tirolo ecco, è un caso diverso perché in realtà c'è una contiguità linguistica ecco, tra, insomma, anche se vediamo che il franco-provenzale è un altro, diciamo, è un altro buon esempio, non si tratta di isole ecco, circondate da popolazioni di lingua romanza. Ecco. Poi, specialmente, ma non solo, ma quasi tutto. E ecco, l'altra cosa è che, appunto, come dicevo, le minoranze linguistiche sono principalmente, si trovano principalmente ecco, in quelle che noi definiamo le Alpi italiane, ecco, o le Alpi italiane tra una virgoletta, ecco, perché insomma Alpi italiane perché sono nel territorio, diciamo, entro i confini attuali dello Stato italiano, ecco, un po' più preciso. E, ecco, prima di analizzare queste implicazioni che ci sono, ecco, una breve qualche riflessione su una questione di base alla fin fine, no? Ecco, perché che cosa si intende o cosa dovremmo intendere per minoranza linguistica? Non è proprio così ovvio, ecco, cos'è una minoranza linguistica o un gruppo di minoranze. Una lingua di minoranza è una cosa, un gruppo è una cosa lievemente diversa. E quindi non vorrei entrare magari. Ecco, segnalo appunto che è uscito proprio recentemente un brevissimo rapporto proprio da EUPAC di questa ricercatrice trentina, credo, si chiama Elena Chiochetti. Qual è la differenza tra una minority language e una minoritized language? Non è la stessa cosa. Per esempio, una lingua minoritarizzata potrebbe essere una lingua parlata dalla maggioranza della popolazione, ma che ha uno status politico, come dire, inferiore. Ci sono molti casi in cui una lingua, quindi di dimensioni più piccola, meno parlanti, oppure anche più parlanti, ma quindi chi vuole trova una breve sintesi. Ecco, quindi. Ecco, quello che volevo dire, volevo cercare di dare un'idea di quanto possa essere complesso definire cos'è una minoranza linguistica proprio esaminando il caso dei VARS, da cui mi occupo, possiamo dire, con interruzioni, ma di fatto da 45 anni. Quindi ho potuto anche seguire proprio mezzo secolo di trasformazioni, se vogliamo. Allora, chi sono i VARS? Ecco, io parto dalla definizione che offre la nostra Wikipedia, no? Che fa sempre bene, direi. Allora dice, i Basel people, ecco, vedete, sono i parlanti dei dialetti tedeschi Vals, ecco, una varietà in inglese lo chiamano Highest Alemannic, è una traduzione di Höchstalemanisch che, sì, ho saltato anche una S, chiedo scusa, ecco, manco una S prima della C,
ad ogni modo, che adesso io non sono un linguista, ma comunque insomma, più o meno, ecco, per dare un'idea, ecco, poi ci sarà anche questa carta purtroppo confusa, ma c'è stato un insediamento, ci sono anche teorie diverse, ecco, secondo cui in realtà non sarebbero alemanni, ma trascuro. C'è stato un insediamento alemanico nell'Alto Vallese, o nel Goms, ecco, di lì poi tra la fine XII, XIII, XIV secolo c'è stata una diaspora, no? Quella che chiamano Walserwanderung, quindi una dispersione alpina, e in particolare, possiamo dedurre, dall'Alto Vallese c'è stato un primo insediamento a sud delle Alpi, cosiddette colonie primarie, e poi dal sud delle Alpi, diciamo, nel Birkisch, quindi al di qua per noi delle Alpi, c'è stata poi una diffusione molto ampia. C'è qualcosa addirittura in Savoia, se non erro, ecco, qualche traccia, les Allemands, qualche cosa. Comunque, Val d'Aosta, ecco, noi abbiamo Cressonei sicuramente, abbiamo Eschene, diciamo, anche l'Alta Valle di Ayas, ecco, quindi poi ci sono tantissime tracce in realtà, toponimi, so che qualcuno si occupa di toponimi, eccetera. E poi c'è questa espansione verso est, molte colonie del cantone dei Grigioni, in Liechtenstein, Vorarlberg, addirittura proprio penso qualcosa anche nel Tirolo occidentale. Quindi ci sono tantissime, qualcuna chiaramente individuabile, qualcuna invece presunta tale sulla base di indizi toponomastici oppure anche, diciamo, archivistici. Continuando indietro. Ecco, quindi più o meno queste sono. Allora, qui vedete anche ecco, quello è il lavoro, diciamo, un po' la Bibbia, ecco, diciamo, di chi si occupa di Vals. Questo, se non erro, questa è Alagna, ecco, credo che sia Alagna giudicata per l'architettura delle case. Io ho utilizzato un'altra versione all'epoca del libro di Zinzli, quindi non sono riuscito a controllare esattamente. Questa è la principale, qua di Rizzi, la principale storia dei Valseri in italiano. Ora, voglio dire, è una descrizione chiara, io credo, sostanzialmente corretta, ecco, e anche clear cut. Sembra abbastanza facile dire cosa è valsa, cosa non è valsa. In realtà non è esattamente così. Qui vedete appunto una cartina di diffusione, ecco, notate che si dice proven, quindi si sa per certo che sono colonie valse, e suspected. Ecco, allora, ecco, vedete, sul versante sud, dove siamo noi adesso, ecco, queste comunità, parliamo, ecco, Gressonei o Issime, Eschime, sono ovviamente alloclotte, perché, o Alagna, o Macugnaca, perché sono circondate di fatto da parlanti romanzi, sono stati da, come dire, centinaia e centinaia di anni. Ecco, interessante perché sul versante meridionale, quindi, ecco, per esempio in Valsesia, io ho studiato questa valle che è quella adiacente, diciamo, alla valle di Cressonei, la valle del Lis, ecco, nelle Alpi piemontesi, per le proprie, nei documenti medievali e della prima età moderna si parla in genere alemanni, alamanni, teutonici, ecco, per dire, no? Invece qua, ecco, trovato, vedete anche il frontespizio, c'è questo libro che si chiama Alaman, e vedete elementi della storia della colonizzazione, perché sovente, ecco, documenti in questa regione erano prevalentemente in francese, anche per dire le visite pastorali erano in francese, invece in Piemonte erano in latino, ecco, quindi quando venivano descritti, ecco, si trovano questi termini. Ecco, peraltro, ecco, se noi andiamo, ecco, comunque qui è abbastanza ovvio, ma se noi torniamo un attimo indietro e ci muoviamo anche noi verso est, significa che questi coloni, ecco, diciamo, perché appunto erano sostanzialmente, come dire, dei gruppi o degli individui che per varie ragioni
come dire, venivano indotti a migrare, a insediarsi nelle alte valli alpine, no? Appunto, se pensiamo, no? Anche qui in Val d'Aosta, noi troviamo Tigre-Gressonei, Due-Gressonei, Val d'Aias, quindi non esatto. Perché? Perché erano terre che, questa è una spiegazione, che erano coltivabili e non solo usabili come alpeggi, principalmente per mutamenti climatici, perché i signori di queste terre, civili o ecclesiastici, volevano intensificare la produzione, per cui di fatto si insediavano in alte valli e gli alpeggi venivano spostati in alto. Grossolanamente. Una cosa interessante è però che questi tedeschi, questi alemanni, no, si spostano verso terre che sono popolate da altre popolazioni germanofone. No? Possono essere alemanniche anche loro, possono addirittura essere, diciamo, bavaresi, quindi quando arrivano fino in Tirolo, quindi. Ecco, una cosa è che, molto sovente nei documenti, specialmente in Vorarlberg, così, si parla di popolazione Walser, che è una contrazione di Walliser. Walliser sono gli abitanti del Wallis, no? Del Vallese, e quindi Walser si ritrova. E nel 1886 c'è questo studioso svizzero, credo, Julius Studer, ha pubblicato questo volume, che è volumetto, che si intitola Walliser in Walser. Quindi su questa, come si chiama, Sprachverschiebung, comunque questa diffusione, questa infusione quasi. È interessante perché lui propone di usare il termine Walliser per coloro che sono rimasti, diciamo, nella madrepatria, e Walser invece usarlo per le colonie. E tutto sommato da allora si usano queste due, è convenzionale, per dire. C'è un'unione, la Walser Vereinigung, che è l'unione di tutte le popolazioni Walser, ha sede in Vallese, quindi non è che ci siano, non ci sono questi confini particolarmente rigidi, ma insomma convenzionalmente questo può aiutare. Detto questo, e forse, scusate, sì, però c'è un problema che è nell'ultima parte. Detto questo, però a chi ci riferiamo quando parliamo di Walser e Walser? Ci riferiamo a chi? Agli antichi coloni? Abbastanza semplici. Ai discendenti di quei coloni. Io quando ho fatto ricerca ad Alagna ho conosciuto persone che portavano gli antichissimi cognomi attestati già a inizio 300, ma molti non li portavano. Allora chi? Coloro che sono ancora in grado di parlare uno dei dialetti Walser, oppure che gli abitanti? È una questione molto complessa e molto dibattuta, se ci pensate. Questo vale un po' per tutte le minoranze linguistiche, quindi questa è quella che conosco meglio. Volevo parlare appunto dall'alto, diciamo, della mia età, vedete, se noi ci spostiamo da questa parte, noi abbiamo di fatto delle colonie che vengono riconosciute come Walser. Perché? Perché parlano un idioma non moltissimo, ma abbastanza diverso da quello dei loro vicini. Io adesso sono un po' arrugginito, ma per esempio è quello che mi ricordo di dire Burro, no? Burro, Butter, diciamo, tedesco è Butter, se non erro, ma Anfu, quindi noi abbiamo Anfu, per esempio, non so, quello che rimane quando si fa il formaggio, no? Il latticello eccetera, era Anfu, cioè per dire, quindi il latte burro lo chiamavano in italiano, no? E non so, bambino, non è kind, ma kind. Quindi sono quelle sottili differenze che ci fanno capire che siamo più o meno in territorio Walser e così via.
Ecco, però ecco, è un po' diverso, ecco, evidentemente, vedete. E fra l'altro sono, come dire, anche differenze linguistiche che si stanno attenuando, ecco, quindi insomma, è fatto comune, sorte comune di molte minoranze. Ecco, però è molto... La definizione è complessa, posso anticipare, magari ne parliamo, ecco, perché una volta, ricordo brutalmente, eravamo a Cognaca, dal pubblico, ma quanti sono questi vasi? Io non l'avevo mai contato. E allora mi sono messo all'opera e ho poi scritto questa cosa, quanti erano, quanti sono i vasi? Perché molte volte, ecco, attenzione, diciamolo pure, quando si tratta di proteggere una minoranza, dice, ma quanti sono? Centinaia, migliaia, quanti sono? Ed è difficile dire quanti sono, ma ci torniamo, direi. Ecco, una cosa più, insomma, che vorrei far notare qua è che, ecco, qui c'è un certo numero di italiani, ma anche un certo numero di non italiani. Ecco, diciamo che l'Italia è letteralmente costellata dalle Alpi fino alla Sicilia di minoranze linguistiche. Qui abbiamo minoranze di lingua greca o di lingua albanese, in Calabria, ecco, poniamo, eccetera. Quindi, ecco, quando io ero 25enne, ecco, diciamo, no? 24 anni, è uscito questo libro che allora aveva fatto un certo scalpore, si chiamava Le lingue tagliate. Quindi proprio, ecco, vedete, molto indicativo. Perché? Perché, tra l'altro, potete leggere anche Storia delle minoranze linguistiche in Italia, e ancora più sotto, lo sconvolgente rapporto sul genocidio bianco, quindi white genocide, diciamo, che condanna 2.500.000 italiani di lingua diversa a vivere come in colonia. Era un libro appunto che, insomma, allora aveva fatto un certo scalpore, ecco, fin dalla copertina se volete. Io ero molto interessato all'epoca così ai problemi di linguistica, dialettologia, minoranze. Allora, per varie ragioni, quando si è trattato di individuare una località in cui condurre la mia ricerca antropologica e il mio figlio, ho detto, perché non Alagna? Ci sono tante ragioni, ma insomma, prendiamola così. Ecco. Ecco, come avete, forse qualcuno ha sbirciato il titolo della tesi, era Ethnic Change in a Basel, qualcosa del genere, no? E infatti, andando ad Alagna, il mio interesse era quello di, come dire, di seguire i processi di mutamento etnolinguistico, perché quali erano le cause, ecco, diciamo, anche dell'affievolirsi, del declino della lingua? Perché molti dicevano, ma il turismo, il fascismo e così via. Ci sono tante ragioni, in realtà ad Alagna e anche nell'altra località, Macugnano, la ragione principale probabilmente è l'arrivo, ecco, l'immigrazione. Questo può essere interessante di chi? Di minatori. C'è stata una forte immigrazione di minatori nel Settecento. Ecco, se voi confrontate le località minerarie valse con località non minerarie, vedete che ci sono differenze, ma comunque insomma è un discorso un po' complicato. Ecco, quello che volevo segnalare era questo, che durante la mia ricerca, che come ho detto è durata 24 mesi più o meno ad Alagna, con qualche incursione in archivi, a Novara, Torino e così via, oltre che archivi locali, ecco, mi sono imbattuto in quello che possiamo definire delle scoperte storico-demografiche, insomma, che fra l'altro, come dire, si opponevano, ecco, diciamo, contrastavano a quella che era allora l'opinione prevalente di quella che fosse la demografia alpina di antico regime. Ecco, per esempio si pensava che, non so, che la mortalità infantile, ecco, fosse molto alta, e invece era piuttosto ridotta per ragioni soprattutto ambientali e così via, con la struttura delle famiglie. Sta di fatto che un po' per volta ho scoperto queste cose, l'avevo segnalato a questo gruppo che sono stato invitato e poi mi hanno tenuto lì per qualche anno, ecco, diciamo così. E fino a quando poi nell'89 sono finito a coordinare questo progetto sulla mortalità
infantile. Ecco, lì vedete, quella è la lagna invece circa